Il profiterol è un evergreen della pasticceria in generale. Questo dolce viene riproposto nel mio canale per tutte le persone che non sono riuscite a beccarlo, come si dice tra virgolette, in fondo a tutti i miei video. Io ho fatto questo video per riproporlo e farlo vedere a tutti in questo periodo anche che potrà essere utilizzato per l'ultimo dell'anno e per il capodanno come dolce diverso dai dolci natalizi. Facciamo questa classica pasta bignè che può essere utilizzata per vari utilizzi in pasticceria e questa glassa spettacolare al cioccolato fondente che il tutto viene adagiato su questa lastra di zucchero che poi vedremo in seguito come fare le lastre e le decorazioni di zucchero, mentre si può normalmente adagiare su un piatto classico da pasticceria e magari sopra come decorazione fare dei semplici ciuffetti di panna. Mi raccomando, andate a vedere tutte le mie ricette, adesso compare il link in alto, cliccate su questo link e verrete indirizzate a tutte le mie ricette che troverete nel mio canale. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che mi hanno fatto una donazione. Vi ricordo che sotto alla descrizione, insieme alle ricette, in tutti i miei video c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Adesso andiamo a fare questi bellissimi profiterol. Per prima cosa mettiamo a bollire acqua, burro e sale. Nel frattempo prepariamo la farina e la setacciamo. In questo caso ho usato una pentola d'acciaio, come vedete, e inizia a sciogliersi il tutto sul fuoco. Ecco, tutto pronto, la farina pronta. Il composto è al bollore, come si vede, e mettiamo la farina. Non spegniamo sotto la fiamma, ma rimaniamo acceso e giriamo energicamente per evitare la formazione di grumi. Ecco a questo punto che è ben solido il panetto. Prepariamo le uova, in questo caso sono 4, perché io ho fatto 150 grammi di dose, mentre nella ricetta ce ne vogliono soltanto 3, medio piccole. Ecco, rompiamo le uova in un recipiente. Iniziamo a mettere le uova uno per volta e giriamo energicamente per evitare sempre la formazione di grumi. È un po' difficile che con il roux della choux, della pasta bignè, in questo caso, si formano grumi, però è meglio inserire un uovo per volta.
Ecco, una volta inserite tutte le uova, giriamo molto energicamente, vi faccio vedere. Come vediamo adesso vicino al nostro cucchiaio di legno si formerà il becco, si chiama becco di gallina, come vediamo, e il nostro panetto di choux è pronto. Come vediamo, mettiamo un po' d'acqua sempre sotto alla teglia, tra la teglia e il foglio di carta da forno per far aderire bene, se no quando andiamo a governare l'impasto della pasta bignè ci risulterà ogni volta che facciamo un bignè si alzerà la carta da forno e non è che è una bella cosa. Semplifichiamo sempre le cose per poi farne altre. Questa è la prima cosa che si deve fare in tutti i mestieri e non solo nella pasticceria, ma rendiamoci il lavoro facile, altrimenti diventa tutto più difficile. Con l'aiuto di un sac à poche inseriamo la pasta bignè nel sac à poche e facciamo un taglio con le forbici. In questo caso ho usato un sac à poche molto piccolo, sembra quasi un giocattolo. Andiamo a fare un taglio non molto grande, in modo tale da fare un panetto, in questo caso un bignè, da diametro di 1,5 cm più o meno. Ecco, governiamo con gli spazi giusti la pasta bignè, altrimenti se li facciamo troppo vicini non sviluppa bene e rischia di accasciarsi, tra virgolette, come si dice in napoletano, e non sale più nel forno. Come diciamo a Napoli, se ne scende l'asciù, se ne scende la pasta bignè. Ecco, in questo caso abbiamo governato per bene anche la distanza tra i bignè, quindi sicuramente avremo uno sviluppo regolare e ottimo. Ecco, in questo caso con l'aiuto di un po' d'acqua o un po' d'olio sul dito andiamo a togliere quel beccuccio che si è formato sul bignè, in modo tale da schiacciarlo poco, Ecco, andiamo ad infornare per 15-20 minuti a 190 gradi e vediamo la nostra pasta bignè come sviluppa. In questo caso ho velocizzato, diciamo, ovviamente il video, e vediamo che quando esce dal forno la nostra pasta bignè, il nostro bignè, è regolarmente sviluppato e ben areato. Ecco, in questo caso ho messo tutti gli ingredienti insieme: zucchero, cacao, in questo caso anche vanillina. Io uso sempre prodotti che potete trovare nei supermercati, non molto costosi. Ecco qua, ho messo zucchero, amido, cacao in polvere e vado a girare tutto con un mixer in modo tale da evitare i grumi e anche una faticaccia per quanto riguarda di impastare prima zucchero, amido e cacao, e poi dopo man mano dovevo inserire il latte. Invece in questo modo ho inserito tutto insieme, ho frullato tutto con un mixer. Ecco, ho messo una piccola noce di burro che non ho specificato nella ricetta
il tutto a fiamma bassa, vediamo che inizia ad amalgamarsi e a cuocersi sul fondo. Mi raccomando, usate sempre una pentola dal fondo alto in modo tale da essere più omogenea la cottura. Sempre a fiamma bassa andiamo a girare sempre. A questo punto togliamo il cucchiaio di legno e mettiamo la frusta in modo tale da amalgamare ancora meglio la glassa. Vediamo che man mano che inizia a cuocersi sempre di più, inizia a diventare sempre più densa. Ecco, come vedete, adesso vi mostro che la fiamma è bassissima, non aumentate, se no aumentate la formazione di grumi sul fondo della pentola e quindi dopo è faticoso a toglierli, dovremo passare tutto per un setaccio e quindi noi non l'abbiamo fatto nei video questo fatto, quindi è meglio da evitare, altrimenti formiamo dei grumi che poi dopo sono faticosi da togliere. Giriamo sempre energicamente. A questo punto vediamo che la glassa arriva a bollore. Nel frattempo noi abbiamo preparato anche i 100 grammi di copertura fondente. Passiamo il tutto a cottura ultimata, ovviamente a bollore, mentre si sta raffreddando. La nostra glassa è in discesa come temperatura e aggiungiamo i 100 grammi di copertura fondente, mescolando per bene. Come vediamo, la copertura si è sciolta per bene, sempre con l'aiuto della frusta, e mettiamo un cucchiaio, in questo caso io ho usato un cucchiaio di plastica, un cucchiaio a lecchino, tra virgolette. Vediamo che la glassa è ben lucida e vellutata. E andiamo al raffreddamento completo, andiamo a coprire e mettiamo in frigorifero. Con l'aiuto di un frustino o una planetaria andiamo a montare per bene la panna. La panna deve essere ben solida. Ecco, a questo punto vediamo che la panna è ben solida e andiamo a riempire i nostri bignè. Li andiamo prima a bucare con l'aiuto di un beccuccio d'acciaio, se avete un beccuccio d'acciaio per il sacco a poche. Come vedete andiamo a bucare il fondo così da agevolare l'entrata del sacco a poche con la panna. Ecco, se riuscite a mettere tutti i bignè che avete riempito in un freezer prima per giusto 10 minuti è ancora meglio. In questo caso io ho fatto delle colazioni di cioccolato giusto per farvi vedere, glitterate, che andrò a mettere sul profiterol. Ecco, a glassa fredda, ben fredda, raffreddata, il giorno prima consiglio di preparare sempre la glassa. Come vedete sulla destra e sulla sinistra ci sono i 2 strati di zucchero caramello, zucchero roccia a caramello, che ho preparato per porgere sopra i nostri bignè poi glassati con la glassa. In questo caso ho usato questo sistema di fare questi 2 pezzi di zucchero roccia per avere un ordine ben preciso nel glassare i bignè, che vi ricordo, per fare i profiterol, diciamo che quando vengono glassati iniziano come vedete la nostra glassa ben lucida e solida, iniziano a sbordare. Invece a me piace con precisione eseguire con precisione la glassatura, quindi do un ordine ben preciso, in questo caso quadrato. Ecco, andiamo a glassare con una forchetta, con l'aiuto di un coltello andiamo a togliere i bignè con precisione dalla forchetta. In questo caso vedete io gli do la forma di un quadrato grazie al pezzo di zucchero che ho realizzato. Ovviamente il pezzo di zucchero può essere sia mangiato per gli amatori dello zucchero, ma in questo caso non lo consiglio perché comunque
a livello dentistico non è favorevole. Scherzi a parte, si può anche mangiare perché alla fine è come una caramella. Ecco, vedete, grazie al primo strato di zucchero ho dato con precisione il quadrato e vado a mettere il secondo più piccolo per dare quell'altra alzata di numero inferiore ovviamente di bignè. Ecco, in questo caso sotto sono 12 e sopra sono 9. In questo caso ne ho fatto solo 25, ma con la dose che vi ho dato ne escono una 35, quasi 40 bignè. Ecco, andiamo a glassare sempre con l'aiuto della forchetta e il coltello per toglierla dalla forchetta in modo molto più uniforme. Ecco, i nostri bignè sono ben precisi e glassati e andiamo a mettere la nostra decorazione che abbiamo preparato. In questo caso ho preparato un pezzo di cioccolato glitterato che dà l'effetto tipo montagna. È un effetto, diciamo, che a me piace. Vado a mettere un'altra decorazione di zucchero caramello. Ecco, per quanto riguarda le decorazioni di zucchero e cioccolato e altro, non ho preferito, diciamo, mettere proprio tutta la procedura, altrimenti arrivava un video a mezz'ora, 40 minuti, e non è il caso. In altri video, come il cornetto pan di stelle, ho fatto vedere l'utilizzo del cioccolato per fare le stelle, ma a breve farò un video dove vi farò vedere tutte le decorazioni di cioccolato e zucchero e altro. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate sempre un bellissimo like, commentate qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, quando vorrete vedere tutti i miei video andate nel mio canale, in alto c'è scritto video, cliccate su video e ci sono tutte le mie ricette dall'alto fino a scorrere verso il basso alle mie prime ricette. Mi raccomando, vedete sempre le schede in alto che compaiono, perché cliccando sopra quelle schede verrete indirizzati alle mie playlist create o a nuovi video che non avete mai visto nel mio canale. Ragazzi, un saluto a tutti, alla prossima ricetta!